Appuntamento della nuda verità, come sempre, Massimiliano Coccia e Maria Antonietta Farina Coscioni, ben trovata Maria Antonietta. A te Massimiliano. Allora, siamo qui con un ospite graditissimo, Gianluca Abbate, benvenuto a Radio Radicale Gianluca. Grazie mille. Allora, Gianluca Abbate è consigliere nazionale del notariato con delega al terzo settore e al sociale. Innanzitutto una delega particolare, iniziamo un po' con il descrivere questa, un ente importante come quello dei notai che ovviamente sceglie una strada legata al terzo settore e una strada legata al sociale. Allora raccontiamo un po' innanzitutto questa scelta del notariato e raccontiamo anche un po' la scelta che ti vede protagonista di questa esperienza. Sì, io vi ringrazio in primis per avermi invitato e oggi per me è davvero un grande onore essere qui in rappresentanza del notariato. Non è la prima volta che partecipo a programmi di Radio Radicale, ma qui essere sui temi della nuda verità è sicuramente una cosa che ci riempie di orgoglio per il lavoro che stiamo portando avanti. Hai detto bene, è stata sicuramente una scelta sotto alcuni aspetti anche rivoluzionaria, è iniziata 4 anni fa quando sono stato eletto per la prima volta al Consiglio nazionale del notariato. Appunto ho avuto la delega di responsabile della commissione del terzo settore perché era il tempo in cui era stata appena varata la legge delega per la riforma del terzo settore, che poi è sfociata con il decreto 117 del 2017 che ha istituito il codice del terzo settore. Devo dire che la commissione era nata inizialmente con un ambito di lavoro più ristretto. Noi ci occupavamo, quel segmento del notariato si occupava principalmente del tema dei lasciti solidali, perché noi sin dal 2013 abbiamo dato il nostro patrocinio al network Testamento Solidale proprio al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di porre in essere delle disposizioni dei lasciti con un fine di solidarietà a favore degli enti no profit. Quindi la Commissione Terzo Settore aveva come incipit questo particolare attenzione sul tema della solidarietà e quindi era diventata, poi si era concretizzata in quella fase in cui, come ti dicevo, si parlava di riforma del terzo settore. Abbiamo avuto un grande successo, un grande riscontro anche mediatico e istituzionale, allora abbiamo deciso di ampliare l'ambito di applicazione del nostro lavoro anche a tutte le tematiche dei diritti civili e del sociale e delle fragilità in genere, percorrendo una strada davvero innovativa per un'istituzione del notariato che magari finora era stata più, come posso dire, racchiusa entro dei binari più standardizzati. Tutela delle fragilità e diritti delle persone sono questi gli aspetti che caratterizzano l'osservatorio giuridico che hai ideato in questo percorso e in questo ruolo. Ecco, quali sono le caratteristiche di questo osservatorio e perché in un ambito come quello del notariato, così possiamo dire per gli ascoltatori insomma, di Radio Radicale, è l'associazione che quasi che mette un po' a volte in imbarazzo se si pensa alle tematiche squisitamente tipiche dei notai. Invece ecco, questa rivoluzione in questo organismo che si chiama appunto Osservatorio giuridico per i diritti delle persone e per la tutela delle fragilità. Sì, anche questo diciamo che è il risultato di un percorso intrapreso con determinazione e anche con un po' di coraggio. Devo dire ad onor di verità che il notariato, che è composto appunto da notai che sono in primis pubblici ufficiali e che quindi esplicano una pubblica funzione in nome della Repubblica Italiana che è rivolta alla tutela dei diritti civili, aveva da sempre lavorato in questi ambiti, magari senza una particolare esposizione mediatica ed istituzionale. E l'idea dell'osservatorio è proprio nata quando noi, insieme ai notai che sono componenti della mia commissione, abbiamo
iniziato a percepire l'attenzione da parte della collettività su questi temi, non soltanto per quanto riguarda la conoscenza degli impianti normativi che si occupassero della tutela dei diritti civili, ma anche perché il notariato, i notai, gli studi notarili sono un front office e quindi molto spesso noi riusciamo a recepire delle fattispecie che mancano di una copertura normativa e che ovviamente emergono dalle problematiche quotidiane. Quindi in questo nostro confronto, diciamo, continuo, abbiamo molto spesso percepito l'esigenza di arrivare ad un impianto normativo su materie che non avevano nessuna disciplina nel nostro paese. Io vorrei ricordare che noi abbiamo portato avanti progetti sul testamento biologico da moltissimo tempo prima che ci fosse un intervento legislativo al riguardo, e quindi l'osservatorio giuridico per i diritti della persona e per la tutela della fragilità si colloca proprio in questo progetto, cioè quello di sviluppare con le istituzioni e con il mondo associativo una collaborazione reale, tangibile, che divenga uno strumento per la tutela dei diritti individuali con riguardo alle tematiche che sono assolutamente rilevanti nella vita sociale. Quindi in particolare la disabilità, questo è un tema che ci sta particolarmente a cuore, tanto che abbiamo noi dato vita già 2 anni fa alla pubblicazione delle guide sul dopo di noi, al fine di far comprendere quelle che sono le possibilità e ovviamente evidenziandone anche le criticità degli strumenti previsti da questa legge di cui si è tanto parlato, ma non soltanto disabilità, convivenze, unioni civili e soprattutto abbiamo portato avanti con l'Osservatorio dei diritti civili la proposta in materia di accordi prematrimoniali come strumento di risoluzione della crisi coniugale in via preventiva, ma anche ridefinizione della materia successoria, violenza economica contro delle donne e ovviamente riforma del terzo settore, tutti temi che sono realmente ancorati a quelle esigenze della vita quotidiana. Quindi l'osservatorio mira proprio a questo, a poter dare un contributo al legislatore e alle istituzioni in senso lato per la perfettibilità dei provvedimenti normativi già esistenti e per l'introduzione di nuovi provvedimenti normativi con riferimento a quelle fattispecie che ancora oggi nel 2019 e nel 2020 mancano di nessuna copertura normativa. In questo momento di tutte le tematiche che hai citato, i bisogni dei cittadini che si rivolgono a voi, quali riguardano in particolare, se vuoi fare qualche esempio? Ma guarda, per esempio noi, ed questo l'ho anche presentato sulla RAI poche settimane fa, abbiamo dato vita in alcuni consigli notarili a dei protocolli con delle associazioni che si occupavano appunto della tutela delle donne oggetto di violenza, e abbiamo dato vita proprio ad un protocollo, come ti dicevo, sulla lotta alla violenza economica, cioè studi notarili aperti a favore quindi aperti, quindi rivolto in quel segmento di temporale, abbiamo fatto 2 settimane secondo questo protocollo, rivolto alle donne che volevano avere delle informazioni sulla strada da percorrere per tutelare i propri diritti, soprattutto con riguardo a quelle donne che avevano vissuto o vivono una situazione di sudditanza fisica e psicologica all'interno del loro rapporto familiare e che si erano trovate in situazioni economiche loro malgrado e senza nessuna responsabilità perché coartate dal che proprio. Cos'è la violenza economica? Beh, la violenza economica appunto se ne parla poco, ma invece è io credo che sia un aspetto di particolare importanza. Violenza economica si può avere molteplici varianti. Violenza economica lo abbiamo ritrovato in tante donne che si sono trovati responsabili, amministratori di società, che hanno firmato fideiussioni, che hanno firmato documenti relativi ad attività economiche del proprio coniuge, del proprio compagno, senza avere nessuna conoscenza, molto spesso non per mera superficialità come si potrebbe
immaginare prima facie, ma proprio perché costrette, quindi che si sono trovate poi nel tempo a subire conseguenze anche penali di attività che non erano però dipendenti dalla propria volontà di porre in essere atti che possono rientrare nell'ambito del crimine, e quindi si sono trovate molto spesso distrutte non solo appunto economicamente, ma anche appunto fisicamente e psicologicamente, senza nessun strumento per tutelare il proprio futuro e molto spesso quello dei propri figli. Oppure violenza economica sono quelle donne che si sono trovate nella situazione di veramente di dipendere per le cose anche più basilari dal proprio coniuge, dal proprio compagno, e molto spesso, ecco, la violenza economica è proprio l'incipit della violenza fisica. E quindi questo protocollo ha avuto l'idea di poter gettare luce su questi temi, perché si parla genericamente di violenza fisica, si parla di femminicidio, ma non si parla di violenza economica, che io ritengo e noi riteniamo che molto spesso è proprio l'incipit, è proprio l'inizio di quel baratro che poi molto spesso porta a delle conseguenze terribili. E quindi noi abbiamo portato delle testimonianze anche di donne che potessero quindi concretamente raccontare la loro storia, e abbiamo cercato appunto di poter dare questo aiuto non voglio dire nella risoluzione, ma appunto nell'adiuvandum, nel cercare di porre un rimedio e dare degli strumenti di tutela e di autotutela. Lo abbiamo fatto a livello locale. Spero di poterlo fare anche a livello nazionale, perché credo che la conoscenza dei propri diritti sia un aspetto fondamentale e molto spesso manca proprio la conoscenza. Ecco Gianluca, diciamo, il meccanismo che chiaramente avete messo in piedi è un meccanismo virtuoso, e vedo che può essere anche un meccanismo virtuoso per la parte legislativa e normativa, perché diciamo forse uno dei problemi più importanti di questo Paese è proprio l'assenza di una politica preventiva rispetto a determinati casi, e chiaramente un alleato come quello del notariato può essere diciamo una sorta di argine di avamposto rispetto ad uno stimolo importante che può arrivare al Parlamento, alle istituzioni, perché diciamo continuiamo ad andare avanti su tutto quanto quello di cui insomma stiamo parlando, con delle leggi spot, ad esempio se pensiamo al codice rosso per le donne, anche lì è la esatta rappresentazione plastica di come il legislatore intervenga sostanzialmente su una fattispecie che già è diventata reato, e diciamo è lì dove una società non riesce in qualche modo a prevenire quel reato, che poi è un reato in qualche modo che ricorda la natura, possiamo dire, antropologica dell'uomo e la crisi dell'uomo in cui chiaramente è avviluppato anche da un punto di vista morale e sociale. È chiaro che poco si potrà e poco si può fare. Allora diciamo mi piace immaginare questo osservatorio come diciamo un pungolo per le istituzioni, e soprattutto come non l'ennesimo atto, se possiamo dire, di riparazione del danno o di tutela del danno, ma forse di prevenzione del danno. Esatto, guarda, hai proprio colto quello che è lo scopo a cui noi miriamo, forse in maniera troppo ambiziosa, e questo il tempo lo vedrà. È sicuramente importante agire in via preventiva, e proprio per questo in un'interlocuzione che è anche personale avuta con esponenti delle istituzioni anche politiche, sia nella legislatura passata che in quella attuale, ho a nome del notariato evidenziato la necessità di addivenire all'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di uno strumento che non esiste, quello degli accordi prematrimoniali, perché molto spesso gli accordi prematrimoniali possono essere uno strumento importante per definire le conseguenze patrimoniali della crisi familiare prima che la crisi si concretizzi. Non bisogna pensare che gli accordi prematrimoniali sia uno strumento limitato a persone che abbiano patrimoni ingenti e che quindi abbiano da dividere chissà quanti immobili. Lo strumento dell'accordo prematrimoniale può avere proprio una funzione programmatica per risolvere anche problemi
economicamente, che possono sembrare economicamente poco rilevanti perché non parliamo di appunto persone particolarmente abbienti, ma molto spesso le crisi più, quelle più dure, che molto spesso hanno anche risvolti tragici anche sui figli, sorgono anche quando c'è ben poco da dividere, e quindi è importante agire in via preventiva, trovare degli strumenti preventivi per dare una risposta a delle istanze sociali che sono concrete. Cioè noi sicuramente, ecco, per parlare ad esempio, ecco, di disabilità, ecco, e di dopo di noi, la legge 112 è sicuramente stata una legge molto molto importante, però adesso è necessario una sinergia, un lavoro tra le istituzioni e il mondo associativo con la politica in primis, affinché non resti una legge spot, ma che possa veramente apprestare una tutela adeguata e possa davvero fornire degli strumenti per sostenere le fragilità sociali nell'ambito della disabilità. Lo stesso, se vogliamo parlare, ecco, con la legge 219 del 2017 sul testamento biologico, bene, fin quando non riusciamo a creare una banca dati nazionale, fin quando non riusciamo a dare una pubblicità capillare sul territorio nazionale allo strumento del testamento biologico, noi in qualche maniera stiamo fornendo ai cittadini un messaggio che è parziale, perché non si ha la sicurezza che la volontà che uno crede di poter cristallizzare in maniera definitiva poi possa avere una conoscibilità totale. Allora sono sicuramente dei provvedimenti importanti, delle conquiste fondamentali di civiltà che hanno consentito all'Italia di mettersi un po' al imprese sociali che sono stati oggetti di più interventi normativi molto spesso fallimentari. Quindi con il decreto 117 che ha introdotto il codice del terzo settore, con il 112 che ha ridefinito la materia dell'impresa sociale, si è sicuramente arrivati ad un traguardo importante, nel senso di creare una disciplina uniforme che mettesse un punto su anche quello che è un aspetto importante, la fiscalità di vantaggio, che deve necessariamente accompagnare l'attività degli enti no profit. È ovvio però che molto del successo della riforma è anche legato alla istituzione concreta del registro unico nazionale e quindi alla entrata in attività concreta dei cosiddetti enti del terzo settore. Sono convinto però che era un punto a cui bisognava necessariamente arrivare, ma non lo si può considerare come un punto di arrivo, io penso come un punto di partenza. Cioè io credo che il welfare aziendale sia una prima risposta a quello che dicevo, ad una evoluzione e alla ripresa del welfare in una fase in cui il welfare istituzionale è assolutamente carente. È ovvio però che è necessario una particolare attenzione politica, perché non tener conto dei numeri che operano nell'ambito del terzo settore con una ricaduta concreta sul PIL, non tener conto di questi dati significa in qualche maniera essere scollati da quella che è la realtà odierna. E quindi io credo che sia stato fatto molto, perché sarebbe un errore negarlo, però fermarsi ora significherebbe in qualche maniera vanificare un percorso di particolare rilevanza. La riforma del terzo settore non può definirsi come completata, come già definita. Io direi che è ancora ad oggi in una fase embrionale e credo che se si ha l'abilità, non soltanto la politica, ma tutto il mondo associativo e le istituzioni, in particolare il notariato, se si ha l'abilità di trovare una sinergia, una collaborazione quindi proprio concreta, beh, forse sarà possibile anche ovviare a quelle criticità che ancora esistono, come è naturale
che sia, essendo questo un impianto normativo che diciamo, è vero che siamo nel 2017 e quindi sono quasi 2 anni dall'entrata in vigore, ma che si deve considerare ancora agli albori. C'è molto da fare, ma sono convinto che sia questa la strada. Leggevo proprio poche settimane fa un interessante articolo sulla Stampa di Letizia Moratti che diceva come sarà proprio il sociale a salvare il welfare, e io ne sono assolutamente convinto, e il fatto che ci siano personalità istituzionali importanti che evidenzino questo aspetto mi dà la conferma che il lavoro che stiamo portando avanti con il notariato sia un lavoro giusto, e che nei limiti delle nostre possibilità e delle nostre competenze potremo apportare un contributo che può diventare un contributo grande laddove vi è la sinergia con altre professionalità e con le istituzioni. Ecco, siamo quasi in conclusione, abbiamo qualche minuto. Io diciamo anche una suggestione, insomma, tutto quanto quello che abbiamo raccontato qui in verità è il racconto di un paese che non viene quasi mai narrato, che non viene quasi mai raccontato, un'Italia che in qualche modo vuole bene all'Italia, che è l'Italia del terzo settore, l'Italia che si occupa ovviamente delle fragilità dell'altro con quello spirito mutualistico sancito dalla nostra Carta Costituzionale. Ecco, questo può diventare, secondo te, veramente una suggestione finale, abbiamo veramente pochi minuti, può diventare secondo te l'antitodo, possiamo dire, diciamo, a tutti quanti questi mali che abbiamo raccontato, che hanno poi una comune origine, da un lato l'odio, la non conoscenza dell'altro, la violenza, il tentativo di sopraffazione, insomma, perché questo è uno strumento innanzitutto che cerca anche l'osservatorio di rimettere un po' al centro quelli che sono dei valori positivi, dei valori centrali della nostra Carta Costituzionale, ma anche poi della nostra persona. Sì, è vero, questo è sicuramente l'obiettivo finale. Lo hai rappresentato come non sarei stato io in grado di fare. Quello a cui noi miriamo, l'osservatorio, come si comprende già dal nomen iuris e quindi dalla sua definizione, è proprio quello di avere contezza, di osservare quelle problematiche che sono strettamente connesse al nostro tessuto sociale, di averne quindi una percezione reale, e questa percezione reale la si può avere perché appunto come pubblici ufficiali, che abbiamo anche una veste di professionisti, abbiamo un contatto diretto con la gente e con le loro problematiche, e quindi tramite l'osservatorio arrivare a comprendere quali sono i problemi che hanno una stringente rilevanza e che necessitano di una soluzione. Quindi l'antidoto a cui tu facevi quindi proprio riferimento è proprio in questo, nel capire dove bisogna agire e nel cercare di proporre nell'ambito del nostro ruolo quegli strumenti che possono, non dico sempre risolvere, ma avere una funzione palliativa, una funzione di ausilio, quantomeno di mitigare le conseguenze di determinati problemi. Molto spesso ecco, si ha un atteggiamento molto critico nei confronti della politica, ma io a volte non sono così critico, perché credo che molto spesso è necessario anche dare alla politica la possibilità di agire, di fornire quegli strumenti affinché loro che gestiscono il potere legislativo possano realmente colmare quei settori in cui vi è un gap normativo da colmare, in cui c'è la necessità di apprestare uno strumento di adeguata tutela. E quindi l'osservatorio ecco, vuole essere un antidoto in questa accezione. Ripeto, è uno scopo molto molto ambizioso, ma io credo che possa ancora ampliarsi. Oggi noi ci occupiamo di riforma del terzo settore, come ti dicevo, di disabilità, amministratori di sostegno, legge sul dopo di noi, convivenze, unioni civili e accordi prematrimoniali, testamento biologico, la ridefinizione della materia successoria per evitare i problemi che si verificano nell'ambito della famiglia, giustizia riparatrice, quindi anche la possibilità dei notai come pubblici ufficiali di iniziare dei percorsi
protocolli anche per quanto riguarda la funzione rieducativa della pena, lotta alla violenza economica contro le donne. Sono questi i temi su cui stiamo tenendo alta la nostra attenzione, ma l'Osservatorio vuole essere un ente senza confini, in cui possano rientrare tutte quelle tematiche che attengono in senso lato alla tutela dei diritti civili, e i pubblici ufficiali hanno il dovere di essere in prima linea nella tutela dei diritti civili. Bene, allora noi ringraziamo ancora Gianluca Abbate, consigliere nazionale del notariato con delega al terzo settore e al sociale. Grazie veramente per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Maria Antonietta per aver condotto come sempre con me questa nuova puntata della Nuda Verità. Grazie ancora. A te Massimiliano. E grazie a Claudio Franceschetti alla regia, e a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché continuano le trasmissioni